In questi giorni di freddo non è così complicato imbattersi in lastre di ghiaccio, ma sicuramente non di questo tipo. Sabato 6 tra chef e cuochi degli hotel termali si sono sfidati a colpi di scalpello per creare la migliore scultura di ghiaccio. Tema della gara: i personaggi Disney. Si va da Nemo e lo squalo, rappresentato da Fabio Momolo dell'Hotel Metropole, passando poi per Olaf, rappresentato da Andrea Colombo dell'Hotel Hermitage, il drago della strega di ghiaccio di Silvano Lain del Trieste Vittoria, la foca Robby di Stefano Peruzzo dell'Hotel Terme all'Alba, Topolino di Gianluca Scalabrin del Grand Hotel Abano e per finire Pikachu di Andrea Veronese dell'Hotel Due Torri. A vincere, premio della giuria popolare e premio Tino Savio, è stato Silvano Lain dell'Hotel Trieste e Victoria. Incantati turisti e passanti che hanno potuto per un pomeriggio assistere ad uno spettacolo non comune che sicuramente li avrà lasciati di ghiaccio. Swismer Channel News, Abano Terme.